Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Beni agattadas e beni agattaus a 8 più 9 poca voci. Sa mandata in lingua sarda chi vuole di donare i voci a chi ne ha di scioperau de bivi, traballai e frincai in Sardegna. Questa gita si usustetti a saistettius in Turri, una bidda de 370 moradori si casagatta da in sa subregione storica de Sa Marmilla. Cannottu possu straffaranu de primori e i giardinus dell'anzettas attintas a gallanasa, Turri spantata po s'armudiu de sa natura, sa costumanzia e sa comunidadi. E noi eusu attopiau Veronica Azzei, ca di opertu i cennas de su fittianu su in una pidda in nui accostau de sa bellesa, in sa pace e a su sentidu beru de comunidadi, si fa intendi a forti sa mancanza dei servizi su essenzialisi. Vivindu unu comunu pitticusa di contau esti un insidu ca sighidi, fattu de resistenza e istima poi sa reginisi suasa. In su parcu in veranu froliu ispantosu, Michele Galizia sa di ghiau in immorisi nuscosusu e in isterridas de vrorisi, contendusia su nascimentu dei gustosi de natura e creatividadi. Su parcu non esti fetti un luogu istanteriau pois ammantiosus dei frorisi e de sa biodifferenzia, ma finzas a un motore po s'economia de su logu. Grazie a questas iniziativas, Turria di più cresci s'arribu dei visitadoris e con custu pagas noas po su traballu e sa cattosidade spainada. Ma non mancan tais insidus, intra des plus appretosus sa mancanza des impiantus po acquai, ca tremmenada su traballu deis campus e fai di arriscai su si podi sostenni deis tiendas de massarizia de sa custroja. Eppuru Turri non s'arrendidi. Grazie a s'impinnu e a sa frozza de chini dui bividi d'ogni dia, questa biddicedda sighidi ai scummitti in isa ricchezas suas, cicchendi bias noasa, po cresci, e torrai a nou e torrai caballu ad ogni cungioni de terra, d'ogni frori e d'ogni storia. Turri è una ida pitti a meda, non si usa prusu manco 400, sa gente è pago, vi piedus di nasci pagus, gente beccia di morri meda, quindi siamo sempre più pago. Turri mancai non sia da in questo elenco da business che ha fatto Sistat, che ha intro da 25 anni in Tasparessi, come ti si sia una ida che mega da se ne andai. Ci teneo pago cosa, ci teneo su una bottega, sa posta che aveva ricevuto 2 di sa gita, sa banca di tante serrata e santi posto un bancomat. Come è uscita, ma parecchi anni in vita faenti una manifestazione che dinanzi a Tulipani in Sardegna e entra da su parco Banau Froriu sul territorio da Moviu, da Michele Gavizia. Io ho deciso parecchi anni fa di fare questo esperimento. Fu andato in Olanda, avevo isterra da Tulipani in Niasa e andavo. E poi lo provai a capire che i Tulipani si fa in vita lavoro. Quindi ha fatto campo sperimentale nel 2018, poi da 2019 fino a sai ha seguito a fare questa cosa. Ogni anno drivesso, ogni anno aggiunge qualcosa in più, è sempre più bello. Su sabato suo amico in vita ci di già 2000-3000 persone, si prende da gente che oggi viene a fare questa cosa. Non trabalha a gusto in azienda sua, ma trabalha in pure agriturismo, tutti i ristoranti che ci fanno fuori a fuori, poi questa gente si muove ed è andata via. Poi a fianco ci danno Saiara, c'è Sardegna in miniatura, tutte altre cose che entrano pure a fare una specie da
piccolo percorso turistico, io usannai, anche uno si può muovere in suo territorio e cosa di rivessas. Dal 1990 ho iniziato a coltivare florisi, coltivando tutti i florisi in vaso e reciso, tipo crisantemos, lilios, gladiolus, vendevo direttamente noi in azienda e in plus facevo mercato mi vidicedas in noi accanto e facevo mercato però in Castello e in quarto ora, in Castello su Giovia e in quarto su sabato. Poi dal 2018 ho portato in avanti questa iniziativa realizzare questo parco di tulipanos che noi però che nasce con questo tulipanos però poi mesi anni devo ampliare con la fioritura di iris, di rose, peonias e tante altre flori. Questo ha permesso comunque di avere questo parco aperto per circa 3 mesi, da 1 da marzo a 1 da giugno. In più, in questi ultimi anni, all'interno del parco teniamo tanti animali. I animali nostri sono quadros, burricos, cravas, brovesi. E poi da anno passato ho inserito dentro il parco alpaca e canno struzzo. E questo sempre per cercare di fare in modo che la gente che vede, oltre a vedere i florisi, comunque vede tutti gli animali sicuro che comunque piacciono in meta a questa gente. Il periodo buono è sempre da 1 marzo, appunto con la fioritura dei tulipanos, che è il periodo in cui vedi più gente. In questo periodo, su domingo, ci riesco a fare fino a 2000 ingressi, insomma, teniamo un bello pubblico. Questa attività ha permesso comunque, oltre a far crescere l'azienda nostra, comunque da far sviluppare, da far crescere tutto il suo territorio, perché comunque in questo periodo dona da lavoro a tutti i ristoranti, B&B, agriturismo che ci sono in tutta questa zona. Tant'è vero che in su mese a marzo, in su periodo che teniamo più afflusso, su sabato e su domingo, che in queste prenotazioni non si tratta del luogo da papà, il luogo da croccare in su raggio da 20 km. Questa azienda fissa in 5, però in suo periodo appunto che sta aperto su parco, soprattutto su sabato e su domingo, perché comunque oltre a gestione da suo parco, facevo cose papà e uno, arrivavo a circa 25 persone. In Turri si vive bene, che uno cerca da tranquillità, pace e serenità. Chi cerca da vita, feste e via dicendo, non è sul luogo adatto, però chi uno cerca da pace e serenità sicuramente è sul luogo ideale. Noi non c'è grandi servizi non ci danno più tutte le scuole, cioè scetti l'asilo, che noi dinanzi alla scuola dell'infanzia. Poi che le scuole in noi meganta ad asserrare tutto, ma su sindaco da Turri, 20 anni fa, con su sindaco da Zidi e su sindaco da Soromanna, hanno deciso di fare un consorzio e quindi danno noi questa scuola s'asilo, in Soromanna due scuola media e in Sidi due scuole elementari. E si piedo su da tutte le vidas, piganta su polmino e andanta. E ci siamo arranescius aici, a non si vai, sarà questa scuola. Poi aici non da più andare al luogo più atteso. Questo è su chi si mostra, da chi vidas si vuole impari, poi fai cose, si traballa meglio. Podinai a su come da Turri non ci arranesci da fare traballo turistico, quindi Zeus impari a tradurre bidas, mi pare del 18, non mi da ragodo, a intro da su consorzio da Sagano a Rubia. Sagano a Rubia è su museo cosa su, ma fai di prodotti bidas che fa intipata da su consorzio attività, due scita fai di e inghizau un festival che si narra la primavera in Marmilla e Turri ha fatto la prima
sa primo dì da questo festival dedicato ai florisi, ci danno usato tulipani in Sardegna, turri a saida da su Safanao pure, e quindi noi ho fatto questa puntata dai florisi. Dotto trascita chi benti, dogna ida ad affai insomma, una vesta da cosa tipica da saida in solo. I Moiseus in Piazza Vrasoi, in Turri, a Suba mia, poi io sapevo che c'è di figurare un murale, mano a mano, che hanno fatto su 2019 un collettivo da artista tedesco che si chiama Captain Borderline, fonti tre spicciocchi che traballano, che fanno gusto da traballo, fanno murales e traballano in tutti i luoghi nareus non troppo importanti, se mesi città di puro, sono traballano nei centri e nei luoghi ricchi, ma in sa periferia, e quindi hanno deciso di accettare da bene a fare il suo traballo in questa ida ai civiticadè da Ispedria da Sardegna. In suo murali c'è cosa zammeda. Sul soggetto principale varoite è su Zaffanao, perché Zaffanao è la produzione più importante che ci danno in bidda. Su Freud da Zaffanao, da su Murali, però, di essi su passeggino da Vipiedo, poi di essi da Angui, poi che questo spicciocco, quando hanno deciso di fare su disegno, non ci rientrano a fare, e quindi hanno intervistato ogni dì una famiglia diversa, e si sono fatto contare da ognuno i tionai podui a Bivinturri. E questa cosa che deve essere fuori è che la vostra gente, i turri, è domo, e che in Turri o in Tabarrai, quindi come si va da Tabarrai in Turri? Biuca Turri è un luogo che mi si spedri, tocca da fare i pipius, ma chi avarra da bidda, chi traballo non ci dati, quindi che poi dessi una delle cose che si fa da Tabarrai a vivere noi, su Zaffanao, che essendo attività economica bella, poi fa in modo che questa gente avarri di noi a traballare vezza d'economia, vezza da benessere, vezza da un motivo per parlare a vivere in Turri. Su Zaffanao, dunque, questa produzione nostra è una cosa di eccellenza, su trigo, in matta di ovia, in matta d'amendo, da sagattare su pochetto in ogni luogo, in zone Marmilla e in Sardegna pure, ma su Zaffanao i biddas più importanti si fanno i fonti Turri, Santo Aincio e Bidda Nova Franca. In Turri, fino a poco tempo fa, di Zaffanao di daniano a tutte le famiglie, ognuno daniano un corredetto da terra con Zaffanao. E poi pago un prezzo a 2 dottus, pago un susato 2 dottus, e le famiglie che producono tipo bendi punti fate 5 o 6. Su Zaffanao non è un'attività che si può fare da 8 anni, questa che fuori di 15 giorni tra mese alla Damisi e Dogna Santo, ma in questi 15 giorni si fa scetti gusto, questa che gusto di essi, tu devi sagai, tu devi traballare e tu devi sallogai. Non basta può sostanziare una famiglia, è sempre stata una cosa che si è fatta in pari a altre cose, però aggiudata questa che su Zaffanao, essendo un prodotto che o traballa un meda o tutto fatto a mano, è una cosa che poi vendi a un prezzo poco usato, quindi aggiudata in economia da questa famiglia. Gente che vive da scetti da Zaffanao non ci dati. Altre cose che si vedono su murali sono ragi a rumi, canqua vaccigedda dai giganti da Monteprama, poi c'è Provesi, un tappeto usato, e poi sa caffattera. Sa caffattera è di anta vostra, questa che quando va a noi, quando sempre buffendi di caffè. Non ti si sparria manco bere su questa che su caffè tedesco non fu bello, invece su caffè nostro fu bello, quindi vanta sempre buffendi di caffè, e anche o più poi sa caffattera pure a intro da su murale, entra su disegno. Questo è un luogo, anche se vivi principalmente di agricoltura, è un luogo tranquillo, è un luogo bello, da cosa bella tutta a furio, però se usa rischendi una cosa legge a me, da questa che una per anni fa santi e vassita sa notizia che Turri è uno dei 7 luoghi in Italia scioperato vai su deposito unico dai scorie nucleari. Quindi per noi questo è stato di più, che si sente tirare una bomba, questo è un luogo che è bello, un luogo anche se gente vive da Messarizia e da esplodato da terra, a pensare che si incipongiano questa bomba velenosa in mezzo ai mattasa e ai terra nostra è troppo leggio. Quindi su comune ha già fatto questo altro scomuso, insomma, comunicazione si rendi cannoso questa scorre sono da sapoveoso. In Turri addirittura hanno cattato 2 logos, uno è in Stravadei, che è a Tremini con Susato da Paui e Susato da Duibi, e l'altro è in Mizzamottasa a Tremini con Susato
da Svezia. Questo luogo su funti dotto su di Pozzonai, 1,5 chilometri, 2 chilometri da Seida, accanto a accanto. Sul territorio cosa nostro, quindi stiamo appunto di Turri e tutti i pidicelli che teniamo a Rodo, è un territorio prettamente agricolo, però purtroppo siamo relegati a poter scegliere certe culture, trigo, foraggio e qualche cosa, ma veramente poco perché comunque teniamo il problema dell'irrigazione. Noi irrigazione non ci dati e tanti anni che i politici nostri si promettono che si porta questa irrigazione, però sempre fuffa, non dibogano mai nulla. E un altro problema grosso è che comunque certe aziende come la mia hanno fatto ricerche idriche e usano acqua pure, però con i pozzi artesiani, però io ho usato acqua salita e quindi non la potevo utilizzare per l'agricoltura, però a tuttora non si ha neanche un finanziamento per aiutare per fare un impianto di desalinizzazione per poter utilizzare quest'acqua. E con queste annate che mi danno ultimamente, che teniamo sempre e prendendo sempre più spago, adesso è un problema veramente serio. Fin a 6 mesi si sono arrangiati, però da mo' innanzi non riuscivo. Già l'estate passata una parte dei arrozi che teniamo piantati si sono seccati. Quest'anno non riuscivo come adesso, non riuscivo proprio. Purtroppo l'acqua non si poteva inventare e non si poteva subire neanche a carrate. Sul territorio nostro, chi fosse di arrivare l'acqua poteva cambiare completamente, sempre chi c'ha ganas di lavorare. Perché comunque con l'acqua puoi coltivare qualsiasi cosa, dai ortaggi ai flori, può diventare veramente un giardino e cambiare l'economia di tutta questa zona. Questa azienda, proprio la località in cui nasce questa azienda, si trova da Mopino. Mopino è proprio una fontanna, un grande bacino di acqua. Effettivamente questa è una zona in cui la cata d'acqua è pure con fontanze che non sono poco funcude. Però purtroppo in questi ultimi anni, che produce sempre lo spago, quindi con il suo cambiamento climatico, purtroppo questa fontanza non può essere produtta e quindi non teniamo più acqua. Io, per l'azienda mia che coltiva da florisi, e tanti altri problemi hanno aziende che allevano bestiame, brovesi, boisi e via dicendo. Quindi questo è un problema serio, veramente serio. In Turri i festas che vanti vonti duas, esploso importanti, si vonti sa festa sa messa, che capaz eus arribaus a 30, 25-30 anni, moi non mi darragodo, messa su trigo, poi du trevanta, sia da coi bois e coi squadros e sia da con sa mieti trebbia antica. Questo du vanti o s'ultima gita da su mese a giugno o sa prima gita a luglio. Poi s'altra festa che vadeus è sa festa sul Zaffanau, e questa da vadeus ormai est dinanti a strada dello Zafferano e davanti su Comune da Turri, su Comune da Abitano Franca e su Comune da Santo Aingiu in 3 scidas in su mese a novembre. Poi dipende, a volte si tocca la prima uscita, a volte la seconda, a volte la tredicesima, ma questo poi donaraus quando è su tempus. Da un parecchi anni sono vadendo pure primavera in Marmilla, quindi vanti sa festa dai florisi. O canno passau e o canno pure, i femmine da Turri si funt postas tutto sierro in biblioteca, si poniant su Meneco Maria a fare uncinetto e a traballare coi busas a salà e anti bistiu, anti fatti bistirisi a tutti spallo da Sallugi e a tutti mattas da Savrazza da Fontanova. E ahí ci anti pintau pago sul logo. Questo è un traballo che non è nuovo, non tanto inventau issas, è una cosa che nasce a metà anni 60, dinanta yarn bombing, e di inventare i femmine per rivendicare
s'avvorza un soro, insomma, su female power, insomma, dai femmine in questa simao da tempus. Dunque, questa zona che io più moi è la zona di produzione, anche coltivato tutto flores in vaso. E noi andiamo a vedere come è strutturato tutto il parco all'interno appunto di questa azienda. Allora, l'ingresso del parco è in noi, è strutturato in questo modo. Teniamo tutta questa zona in basso, a sotto della costiera del Sumragi, è tutta zona espositiva. E noi, su visitatori che vedi, poi entrai in mezzo da tutte le aiuole, fai fotografie, poi da parlare tutto su tempo su ghioi, però l'unica regola che devi seguire è che noi non puoi assortire flori. Perché invece teniamo altre terre in suso da Sumragi che noi andiamo a vedere, in cui invece si può bordire flori. Come ti magazzini prima, questa è tutta questa zona espositiva. E noi, fino a 15 di fai, tutte queste zone che vedessimo in noi, fianca tutto con questo lipano tutto florioso. E noi invece stiamo cambiando i capori con altre qualità di flori. E noi teniamo i siris che sono accanto a florire. Questo è un flore selvatico che comunque noi usiamo lasciato. Questo è su spadone e adesso è il gladiolo selvatico. Ci teniamo su aliso, tagette, nemesie. E noi ci teniamo su tutto aiuole con geranios. E noi ora fra poco su mezzo che entrano, anche a florire tutte le rose. Queste che vedete noi a fianco delle strade sono tutte a rose che hanno a florire fra poco. Mentre invece in guardiamo innanzi proprio su questa costiera, in cui sono le speonias. E queste pure sono molto belle. Queste cose che sono tipo le rose, le speonias, queste sono poste hanno faidi e quindi è una cosa stabile. Mentre invece queste aiuole che ci sono in noi, che appunto fino a poco tempo sono piantate tulipanos, poi ci sono i siris che sono bessendi, però a sotto ho già posto questo sono tutte maticelle di girasole. Quindi fra poco adesso si florirono adesso girasoli pure. Noi so che è studiato in modo che il parco deve avere florito fino al 1° di giugno. Questo è all'interno appunto del suo parco, c'è di opere secolari medas. E noi a sotto da questo opere secolari abbiamo recintato perché ci ho posto i sconillos e noi infatti tutto questo fuoco ci punto tutto stanza dei sconillos. E noi ci teniamo su scravas e queste sono i pragiti meda, sono tutto un incrocio tra gravitelle tibetanas e questa razza bianca. E queste quando facevo salvatoria didattica con queste scuole, con questi piedi, eccetera, entravo intro, dicevano a papai, è una cosa che piace me. Bi. Occanno se novità che io inserito appunto in suo parco, punti istruzzi. È un animale simpatico, però tocca dare attenzione perché può essere pericoloso pure, soprattutto sul masco. Sul masco è questo niente. Infatti mo che dubitesi si porta da per rendere sabas, ecco. Quando avere di sabas 10 è già il rannagan di sida. Questo invece punti femmine, questo punti più mansuette. E poi punti iniziando a fare i zoos, che stiamo in trengoni, ci punti i zoos. Questa cosa è diversa da tutti gli animali che in questo caso su chi frucidi è sul masco. Prima ci andiamo da me da loro, anzi noi accanto c'è l'allevamento umano dei struzzi. E poi ci andiamo più sparo, però comunque ci andiamo diversi su chi alleva ancora.
E noi invece gustavati ci teniamo i burricheddos. E questi sono funti bravicellos meda. Vi. Là, vi. E noi ci teniamo a Gigi e questo invece è Moa. Poi teniamo da 2 anni se gustavati ci teniamo i alpacas. Non è un animale narioso cosa nostro, perché comunque è originario del Perù, Colombia, Bolivia, però si adatta bene il suo territorio cosa nostro. Con i alpacas organizziamo appunto i visite con famiglie o con i privati, oltre a entrare appunto a disdonare papai, facciamo questa vacillata con i alpacas. Quindi disponiamo questa cappezza e vogliamo passare in suo arco. Vero? Machu Picchu. Machu Picchu allora, sono tutti bravi. Machu Picchu è bravo, però non ti fidi di varare a pau se vede che di grancia. Scendi Machu Picchu, gli altri no. La bellezza che c'è in questo parco è oltre ai flori, sono tutte queste vie secolari. Una caratteristica di queste vie è che fonti in terra mia, però devono essere un merito di queste matte. Infatti ognuna di queste matte ha un merito diverso. In certe matte, infatti, poi dopo magari si fa subire due punti e 2 sigle con le iniziali del suo nome e suo cognome del suo merito. E noi abbiamo molto a sua sumraggi e noi inghizzamo con altri flori che ci danno. Tutti questi flori che fanno noi, questa è tutta una matta grassa che floriamo fra uns 15 giorni e quindi adesso tutto fucsia e quindi adesso un spettacolo su Dubi. E noi in su invece ci teniamo i iris che vanno iniziando a florire e noi ci teniamo matta grassa. Questa è un aloe arborescens, aloe vera, agavi. Questi sono sempre una qualità di iris, di iris germanica. Questo è un fiore che può dare a me la siccità di oro. Noi siamo arrivati sul rosetto umano. Noi stiamo iniziando a florire le rose. Questo sicuramente a maggio adesso è proprio un spettacolo su Dasavi. Noi ci andati circa 500 scaldati. In tutto le rose che teniamo in suo parco sono circa 5.000, da 500 scaldati diverse, da queste più antiche, a queste più recenti, profumate, senza profumo, di ogni razza. Poi puru eu su acabau. Deus e dou graças a vos seguiu e si saludo e si biuso sagida ghieni di condunato più nou de boga bogi. Che come sempre si fai di piacere a si sinallai eventus o calcuna questione che pensai si balla da essi contata, scrivesi una lettera su già su bogabogi.tv@gmail.com. Poi tanosu seu sui noi, plus che altro, puoi intendere sa bogi de vosatrus.